Milano è sotto shock per il suicidio di Giuseppe Marino, il volontario che si è sparato dopo aver investito il figlio di un amico mentre guidava il furgoncino dell'associazione I Fiorellini e che oltretutto è stato trovato positivo all'alcol test. Il rimorso non gli ha dato scampo. Marino, ex carabiniere ed ex guardia giurata, ha tirato fuori la vecchia pistola d'ordinanza e si è ucciso. Iniziativa dei pendolari per convincere Trenitalia a ripristinare i treni serali e festivi. Si tratta di 3 questionari da compilare in versione cartacea e online. Trenitalia ha tolto il treno notturno da Venezia a Portogruaro e quelli al mattino presto nei sabati e festivi, sostenendo che non c'è abbastanza richiesta. Gli utenti vogliono dimostrare esattamente il contrario. Una tromba d'aria si è abbattuta su Castelfranco, spazzando via 5 pioppi alti 25 metri, con tronchi anche di 1 metro di diametro. Il vortice d'aria si è innalzato in pochi secondi, danneggiando anche molti tetti. Dei violenti temporali con grandine e raffiche di vento hanno colpito anche Asolo, Cairano San Marco, Montebelluna e la Sinistra Piave. Durante la processione i devoti si sono visti sfiorare dall'elicottero dei pesticidi che, dopo aver sorvolato la chiesa di Colbertaldo, è andato a irrorare un vigneto. Il parroco ha scritto al governatore Luca Zaia, i residenti infuriati si sono rivolti al sindaco che ha promesso: questo sarà l'ultimo anno di trattamenti aerei, peccato che l'abbia già detto anche in passato. Nozze in pompa magna, un'ottantina di invitati e tanta commozione, come un normale matrimonio. A sposarsi sono stati però Riccardo e Luca, che hanno voluto pronunciare il loro sì davanti al sindaco di Abano, Luca Claudio. La coppia distienta nel Rodigino ha colto al volo la disponibilità del comune aponense di celebrare unioni gay, non riconosciute però dalla legge italiana. C'è di che strabuzzare gli occhi curiosando tra gli stand della campionaria di Padova, aperta fino al 18 maggio e ad ingresso libero. Tra le novità, la bara parlante, al posto della lapide un monitor con le registrazioni del caro estinto, e poi le mutande anticorna con un microchip nell'elastico che registra il calore del corpo e inchioda il traditore.